Momenti di tensione sulla spiaggia di Bibione dove un uomo originario dell'Est Europa in evidente stato di alterazione ed ebbrezza è stato arrestato dopo aver aggredito bagnini e agenti della polizia locale. L'uomo si era inizialmente sistemato sotto un ombrellone non suo. Alla richiesta dei bagnini di allontanarsi ha reagito con minacce e atteggiamenti aggressivi e violenti nei loro confronti. L'intervento di 2 pattuglie della polizia locale non è bastato a calmarlo. L'uomo ha sputato contro gli agenti e ha tentato di colpirli con calci. Gli operatori sono riusciti a immobilizzarlo e a mettere in sicurezza la zona, particolarmente affollata di turisti e bambini. Trasferito al comando di Via Maia, ha danneggiato l'auto di servizio e alcune sedie negli uffici. Dagli accertamenti è emerso inoltre che il documento esibito era falso e che l'uomo, che si è scoperto essere moldavo e non romeno come aveva detto d'essere, aveva diversi alias. È stato arrestato per resistenza, danneggiamento aggravato e possesso di documenti falsi, quindi trasferito nel carcere di Pordenone, dove il giudice ha disposto la custodia cautelare.